Mirko De Gerone, la soddisfazione di una prestazione superba, viste le premesse e le difficoltà. Credo che per significato della gara, importanza, questa forse è stata la migliore prova del Viareggio nell'annata, non tanto come qualità, ma proprio come intensità, capacità di stare dentro il match. Sì, diciamo che è stata la migliore perché eravamo in una situazione di vera emergenza e per fortuna ma noi eravamo sicuri che Filippo Poletti rispondeva alla grande perché lo vediamo ogni giorno allenarsi con serietà, è un ragazzo che sta crescendo bene, ricordo che non ha ancora 18 anni, quindi una grande soddisfazione per lui e una felicità doppia per noi. Abbiamo fatto altre gare importanti, anche a Trissino abbiamo fatto una gara importante, però qui, ripeto, eravamo in piena emergenza e quindi i ragazzi sono stati eccezionali veramente. Quanto dà in termini di consapevolezza, autostima, oltre che punti in classifica, questa vittoria? Cioè, ti cambia veramente le prospettive, sono quelle classiche gare che un allenatore capisce che può svoltare la stagione. No, guarda, io so cosa valgono questi ragazzi qua, ripeto, perché abbiamo fatto tante partite sofferte, abbiamo portato a casa qualche partita solo di cuore con i denti e quindi spero che dia più consapevolezza e tranquillità a loro, soprattutto per le partite casalinghe che siamo sempre un pochino più contratti. Per il resto grande soddisfazione, però piedi per terra perché è ancora tanto lunga e la classifica è tanto corta.